Parliamo di, cari telespettatori, parliamo di Venezia e quindi abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio, gli facciamo anche i complimenti fresco fresco, al nuovo segretario generale FNP CISL Venezia, Luigino Michelon. Grazie di essere qui con noi, segretario. Grazie a voi per avermi ospitato. Allora, nuove sfide, nuove opportunità, tante questioni da sospese per un po' di tempo, c'è stata una reggenza intermedia con Venezia da risolvere, tante problematiche, è un territorio un po' particolare con delle connotazioni che proprio ben si adattano proprio a un sindacato dei pensionati, perché stiamo parlando di dati Istat, fasce di popolazione anziana molto rilevanti. Io qui ho dei dati, 2022 secondo i dati Istat sono morti 3.184 veneziani, età compresa fra i 75 e 84 anni, 5.134 ultra 85 anni, in totale 8.318 anziani over 75. Quindi dei problemi che si sono acuiti, perché poi se analizziamo i dati ci fanno capire che c'è stato un trend un po' anomalo al di là della parentesi Covid. Dati Istat questo quindi sì, quindi inoppugnabili. Inoppugnabili. Prima di entrare nel merito specifico, visto che ho detto è il nuovo segretario, facciamo vedere anche con una foto la compagine della segreteria, ci dica chi è presente in questa foto. In questa foto il primo da sinistra è Massimo Cassandro, che è un membro di segreteria, quello allora, 64 anni, 60... RSU in Eni Montesi, certo. Iscritto alla FEMCA Chimici, da pensionato FNP, ha prestato un servizio come operatore sociale. Prego. Perfetto. Quello con la cravatta sono io, che ho fatto per più di 25 anni delegato come metalmeccanico in una grossa azienda di produzione di polveri internazionale, e sono passato all'FNP, mi sono iscritto da subito, ho cominciato come collaboratore dei pensionati appunto. Poi ho fatto il coordinatore della zona del Milanese e infine eccomi qua, ne ho eletto segretario. Insomma. Da Milano alla città metropolitana, quindi un bel incarico, bello tosto. Sì, indubbiamente sì. Però è supportato anche da chi altro? Marina, quella centro a fianco a me è la segretaria regionale Concettina Cupani, sì, e l'altra con la giacca bianca è Marina Mulzer, che è l'altra eletta nella segreteria assieme a me e a Cassandro, l'altra membro di segreteria, anche lei con una lunga esperienza di delegata sindacale in Coin, e quindi insomma bene o male, anche lei da lungo tempo ha fatto la coordinatrice donne all'interno della FNP, e adesso anche lei si trova proiettata in questa nuova avventura. Una nuova avventura che vede un territorio di che tipo? Io ne ho accennato, ma voi lei che poi insomma comunque dal milanese, diciamo che le mani in pasta le ha sempre avute perché ha vissuto il territorio. Che cosa nota? Diciamo di sì, la provincia di Venezia, perché non è solo la città, è un territorio vastissimo, perché parte da Portogruaro, arriva fino a Cavarzere, quindi è un territorio lungo e stretto, con diverse realtà dove ci sono comuni con più popolazione giovane, ma anche molti altri con una popolazione molto anziana. 833.000 abitanti. Quindi sì, non sono sicuramente non sono pochi. E mentre il trend della popolazione dal 1982 al 2022 è diminuito dello 0,4%, la crescita degli anziani si è più che raddoppiata, perché è cresciuta del 114%. Infatti quindi... qui lo vediamo bene in questa slide che rappresenta bene uno spaccato del vostro territorio stigmatizzato. Quello che vediamo più o meno si equivalgono, però il fatto che 0,14, 15, 29 siano veramente una percentuale ridotta, mentre sono molto grandi le fasce degli over 65, quelle in rosso sostanzialmente, certo, fa capire anche i bisogni che può avere questo territorio. Indubbiamente il problema della demografia è una cosa che discutiamo da parecchio tempo, ma chiaramente lì bisognerebbe che ci fosse l'intervento della politica per dare una risposta, perché non bastano certo dei piccoli aumenti per incentivare i giovani a fare figli, e quindi questo non basta, ma di contro c'è una popolazione che invecchia sempre di più, con le problematiche tipiche dell'avanzare dell'età, e quindi che in questo periodo non trovano risposte, perché non c'è stata la giusta valutazione
di quello che sarebbe stato l'andamento demografico e quindi di come sarebbe evoluta la situazione della popolazione. Allora non trovano risposte nel livello in generale nazionale, regionale, ma ancora di più provinciale, proprio per lo spaccato che abbiamo visto. Se vediamo anche un'altra analisi dello spaccato di Venezia per chi non conosce bene il territorio, ma anche per chi ci vive e così se ne rende conto numeri alla mano. Qui vediamo nella cartellina a destra 308 centenari. 308, quindi bellissimo, molto confortante, diciamo. Molto confortante, bisogna capire dove stanno questi centenari, cioè se vivono autonomamente oppure se sono nelle case di riposo, questo dopo analizzeremo. Qualcuno sarà anche a casa, speriamo, sono meno male, però i numeri che fanno riflettere, come lei ben sa, perché dopo quando parleremo di reddito lo capiamo, sono quelli nel grafico, numeri molto importanti, 49.536 donne, per esempio, tra i 70 e i 79 anni. Perché dico questo? Per non parlare dei 9.000, 90 anni e più, 9.000 donne, quindi numeri da paura, 34.435, 80-89 anni, perché le donne hanno anche un reddito più basso. Nettamente più basso, perché la carriera lavorativa è stata naturalmente diversa, ma questo è un altro dei problemi che bisogna portare a soluzione, appunto di arrivare effettivamente a un'equa parificazione di quelle che sono le retribuzioni e le carriere delle donne, ma per chi ha già raggiunto una certa età chiaramente provengono da un periodo storico diverso dove chiaramente non si recupera più, ormai il gap che c'è, bisogna convivere con i problemi che ci sono e con quello che si ha a disposizione. Molto spesso sono pensioni di reversibilità molto basse, e altrettanto spesso sono pensioni nettamente ancora più basse. Quindi con dei bisogni di cronicità molto rilevanti. Vediamo la slide successiva che ci mostra il tipo il grafico dei redditi, che poi più o meno a livello nazionale ci siamo, però a Venezia si contraddistingue in modo particolare proprio per questa problematica, perché come dicevo ci sono delle cronicità, almeno un paio a testa per ogni persona, no? Certo che sì, ci sono queste sono le statistiche che parlano, ma basta vedere appunto o avere esperienza di persone anziane, conoscere qualcuno e si capisce che c'è bisogno sempre più spesso di ricorrere alle cure. E qui subentra anche il fatto della medicina, costare. Che possono, al di là di costare, prima bisogna avere accesso tramite la medicina di base, i medici di base, quindi che non ci sono, e fronteggiare economicamente con ridottissime risorse economiche, perché chiaramente, dicevamo prima, le pensioni sono quelle che sono e quindi... Infatti vediamo il grafico delle pensioni, gentilmente dalla regia se ce lo mettono in onda, perché così spiega quanto lei sta esponendo, eccolo qua, che vediamo che 500-750 euro, che è pensioni molto basse, abbiamo una percentuale altissima di donne, e dopo ci fa capire che sono pensioni basse. Sono molto basse, minime o poco sopra il minimo, e quindi non tali da permettere spese aggiuntive per curarsi molto spesso, perché la prima cosa che poi viene sacrificata sono proprio le cure, necessariamente, perché si rinuncia per prima. Vista anche la difficoltà di avervi accesso in questo periodo, nonostante tutto. Ecco, qua stiamo parlando delle liste d'attesa, abbiamo un capitolo che vediamo anche con Venezia come saremo messi. Lei prima ha accennato ai medici di medicina generale, chiedo alla regia di supporto anche della grafica, perché questa è un'altra questione che è un problema nazionale. Però l'ente di ingrandimento lo vediamo nelle varie province, segnata a Venezia, qui a livello territoriale è particolarmente evidente, cioè abbiamo 45,5% tra i medici di medicina generale 55 e 64 anni, il 21,1 65-68, cioè molto anziani. Molto anziani purtroppo, e quindi prossimi anche loro ad andare in quiescenza e a non lavorare più. Il risultato è che si sono visti accorpare anche i pazienti di altri medici, quindi un numero molto più cospicuo di persone da dover seguire, surplus di lavoro, che però riescono a soddisfare entro certi limiti in un numero ridotto al giorno, e considerando la cronicità delle malattie di cui prima dicevamo, diventa praticamente impossibile che le persone possano aspirare ad avere una cura adeguata in tempi reali, quindi nel momento in cui ce n'è effettivamente bisogno. Perché ci sono poi tra l'altro le famose liste d'attesa anche nel veneziano, no? Ci sono nonostante venga da più parti negato, ma purtroppo ci sono. Un sondaggio che
è stato condotto, che stiamo ancora completando con SPI e WILP, dimostra proprio questo, cioè fatto attraverso i nostri iscritti, dimostra che le liste sono sempre lunghe, i tempi di attesa sono lunghissimi, salvo rivolgersi alla sanità privata. Che costa, per cui che naturalmente se non c'è la famiglia che supporta. Necessita di risorse che molto spesso non ci sono, c'è poco da fare, quindi il problema grosso è quello, perché se ci fosse una sanità che funziona ci sarebbe bisogno di meno risorse da parte delle persone che hanno bisogno di cure. Con questo sistema naturalmente bisogna rivolgersi al privato, ma il privato costa nettamente di più ed è in grado di dare risposte subito, perché praticamente... però insomma abbiamo la sanità pubblica, dovrebbe funzionare. E dopo lì vediamo, da questo punto di vista, prima di entrare nel capitolo un po' dolente dell'RSA, voi cosa vi proponete da questo punto di vista? La sanità è proprio il nodo cruciale. Ci proponiamo di sollecitare, ma come si sta già facendo ai massimi livelli, diciamo, ma anche di poterlo fare in provincia, anche se la Regione sta già portando avanti un lavoro, perché la maggior parte delle decisioni viene presa appunto a livello regionale per ciò che riguarda tutta la sanità, però ci prefiggiamo di sensibilizzare in maniera da poter avere effettivamente delle risposte per le persone, la politica e chi ha la capacità, la possibilità di amministrare, in maniera di dare adeguatamente delle risposte alle persone che necessitano di risposte. Assolutamente, questo è importante, quindi sollecitare la politica in questo senso. Sì. Situazione RSA, altro capitolo. Vediamo anche tra l'altro la slide di supporto. Che cosa c'è? Tra l'altro l'US 3 e l'US 4 sono quelle coinvolte, vediamo che le strutture per anziani non autosufficienti non brillano, non sono tantissime. Al top è US 9, se non sbaglio il Trevigiano, che ne ha 71, qui invece parliamo di numeri US 3 35, US 4 17, veramente pochine. Sono poche, sì, effettivamente. Lei ha vissuto anche un'esperienza personale, no? Sì, io ho fatto una scelta all'epoca perché non c'era la possibilità, parliamo di prima del Covid, quindi quando in teoria le cose avrebbero dovuto funzionare al meglio, ma già all'epoca c'erano grossi problemi, nel senso che non c'era la possibilità di avere delle dimissioni in qualche misura protette, come le chiamiamo adesso, insomma, in modo da poter indirizzare le persone con problemi a delle strutture che fossero facilmente accessibili e dove venisse garantita un'assistenza degna di essere chiamata tale. L'esperienza che ho avuto io con mia mamma è stata quella di fare la scelta di tenerla a casa, naturalmente, per poter... Perché non c'erano posti? Perché l'unico posto che c'era era un posto di passaggio e bisognava nel frattempo trovare un'altra sistemazione, ma chiaramente bisognava fare il giro delle case di riposo per avere la disponibilità, chiaramente con un esborso economico, ma quello era il lato, diciamo, oneroso ma anche accettabile. Quello che è inaccettabile sono le condizioni in certe situazioni in cui gli anziani poi sono costretti a trovarsi, quindi la mia scelta personale è stata quella di sacrificare la vita quotidiana, la vita familiare, però di accudire appunto mia mamma in questo caso che aveva il problema. Non tutti hanno questa possibilità, perché chiaramente c'è bisogno di spazi, c'è bisogno di persone che possono accudire, non si trovano badanti tanto facilmente, perché anche facendo la scelta di trovare delle badanti non se ne trovano tanto facilmente, quindi in questo momento è un mercato anche quello un po' congestionato, diciamo così. Però si fa la scelta che si ritiene opportuna, però mi rendo conto che chi abita in un appartamento a spazi ridotti e si trova da un giorno all'altro in una situazione del genere non ha una scelta facile da fare. Da una parte sacrificare la famiglia e il lavoro e tutto il resto, o dall'altra un esborso economico che non sempre si è in grado di sostenere, ammesso di trovare una sistemazione decente. E parliamo di prima del Covid, non parliamo dopo del Covid, insomma, male, perché dopo... Quindi anche qui, vediamo anche una grafica, perché poi stiamo parlando di posti letto pubblici e privati nell'RSA, che ci fa capire che
Zona di Venezia 36,2% sono pubblici, 63,8% sì, e privati. il trend è ancora in crescita, perché diciamo in questo senso, nel senso che dei posti letto che sono previsti di costruire da qui ai prossimi anni, solo il 30%, 1 su 4 circa, sarà pubblico, gli altri saranno privati. Chiaramente il pubblico dovrebbe garantire un'assistenza di un certo tipo, il privato deve fare profitto, e il profitto passa sulla pelle delle persone molto spesso. Risulta che stiano creando nuove strutture, nuove case di riposo, se non erro, nella zona di Sì, Venezia. ce ne sono in costruzione, ma sono quasi esclusivamente private, quindi... Ecco, per spiegare a chi magari non se ne intende, cosa implica il privato? Non c'è lo stesso un contributo della regione oppure... C'è lo stesso il contributo della regione, perché il contributo della regione c'è comunque, ma è chiaro che poi si dovrebbe puntare come modello a una sanità che fosse pubblica e accessibile comunque ai più. Si viene scoraggiati dalle rette che molto spesso sono nettamente più alte. Quelle private sono più alte. Nel privato, scusi. E quindi è chiaro che, senza poi contare che qualche anno fa era tutto compreso nel prezzo, adesso cominciano a mettere a parte il lavaggio degli indumenti, il servizio di parrucchiera da fare saltuariamente, ma comunque da pagare a parte, e quindi sono tutti servizi che vanno ad aggravare il costo della retta, che già è alta, diventano insostenibili. Insomma. Da questo punto di vista, che cosa vorreste fare? Ma puntiamo ad aumentare appunto la costruzione, l'investimento, perché è un investimento sul futuro di tutti noi, quello sul pubblico, perché con una popolazione con questo trend di invecchiamento è evidente che ci saranno sempre più problemi in questo senso. E delegare tutto ai privati può essere più comodo da parte della politica, perché scarica responsabilità, ma non è altrettanto proficuo per chi ha problemi, perché è il problema della non autosufficienza, dell'invalidità, che ricordiamo non sono solamente anziani, la non autosufficienza colpisce anche persone giovani, quindi il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare e possibilmente di riuscire ad ottenere che si ritorni ad investire nel pubblico, perché appunto per il bene della collettività, in modo che ci possano essere dei servizi garantiti, un'assistenza che possa essere continua, non solo nelle case di riposo magari, ma anche per i servizi di chi sceglie di rimanere a casa e quindi di fornire un'assistenza ai propri cari a domicilio, cosa che attualmente è scarsissima, perché io ci avevo provato, ma diventa complicato, e oltretutto fa arrabbiare il fatto che non si ottengono risposte. È evidente che magari si tende a volere le risposte in tempo reale, ma non sempre è possibile, però anche avere una pazienza infinita a volte non è sufficiente, quindi scoraggia naturalmente. Ecco, questo è quello quindi abbiamo analizzato alcuni aspetti, le RSA e il problema case di riposo, queste determinanti, questione di medici di medicina generale. Anche questo abbiamo visto numeri alla mano. E anche lì, se ci fosse una sanità che funziona, fatta con i medici, con i centri medici associati, dove ci sono più ambulatori, quindi più dottori presenti, con i servizi del caso, quindi dalle segretarie che rispondono al telefono a chi presta le cure che si possono prestare ambulatorialmente, è evidente che questo risolverebbe un problema, un grosso problema. Dove io abito, a Spinea, io ho avuto la fortuna di essere in uno di questi centri, quindi c'è sempre un medico anche quando il proprio non è presente per 1000 motivi, c'è sempre uno che lo sostituisce, e quindi questo è un modello che sicuramente andrebbe incentivato maggiormente e potrebbe funzionare per tutti. È evidente che nei grossi centri o nei paesi più grossi questo è fattibile, nei piccoli paesi dove si volesse optare per questa soluzione bisogna che poi le persone siano disposte a spostarsi per qualche decina di chilometri per trovare uno studio del genere. Quando si parla di una persona magari anche anziana, se non che non ha nipoti, figli e non è in grado di essere, pensiamo a un figlio 70enne o 65enne che abbia un genitore 90enne, già in difficoltà lui, mi spiego, e quindi diventa problematico. Io ho l'esperienza
tanto per tornarci per l'ennesima volta, che ho fatto con mia mamma, era quella di caricarla a peso in macchina, scaricarla di peso dalla macchina. Perché quindi era in sedia a rotelle? Ma è perché era in sedia a rotelle, e non è una cosa semplice, perché sono sufficientemente giovane per avere la forza per farlo, ma mi metto nei panni di chi magari non è un figlio ma è una figlia e chiaramente ha qualche difficoltà in più, bisogna chiamare qualcuno, chiaramente se uno ha i soldi chiama l'ambulanza, spende, non ci sono problemi. Da noi siamo fortunati, c'è anche l'Anteas che funziona non dappertutto, ma in molti casi che funziona abbastanza bene, però non è sufficiente per risolvere tutti i problemi di tutte le persone che hanno bisogno di recarsi a far visite per 1000 motivi, oppure per le analisi, perché anche qui se ci fosse una sanità, quindi la medicina integrata di base, che funzionasse, sarebbe molto più semplice. Teoricamente con PNRR dovrebbero ristrutturare diversamente la sanità, sì, in teoria come la sì. vedete? Il problema è che non servono tanti altri muri, ma serve più personale, quindi il PNRR prevede... Non tanto infrastrutturale quanto quindi perché poi sì, non basta costruire le cattedrali, bisogna metterci dentro qualcuno che poi le faccia funzionare queste cattedrali, e con la carenza che c'è attualmente di medici e anche di infermieri, ci vorrà qualche anno per arrivare a risolvere questo problema. Si può provare a ottimizzare e a fare in modo che ci sia la possibilità per tutti di avere accesso, ma un medico che è passato da 1200 a 1800 pazienti con il 30% di malati cronici che hanno bisogno spesso di essere visti o di essere ricevuti, è chiaro che toglie lo spazio agli altri. In certe realtà dove ci sono tanti giovani probabilmente è possibile, perché lasciano lo spazio a chi è più anziano, ma non sono più tante le realtà dove ci sono tanti giovani che ricorrono meno spesso alle cure mediche, quindi è un problema. È un problema che va affrontato e va risolto, sempre nell'ottica di una società che è in costante invecchiamento. Quindi. Abbiamo parlato sempre un po' tendenzialmente dell'entroterra veneziano, quando poi c'è anche la città di Venezia, che ha delle città e le isole dove ci sono moltissimi anziani, e anche alcuni sono anche molto anziani ma autosufficienti, vivono soli, e questo rappresentano proprio delle enclave a sé stanti, perché hanno delle dinamiche, delle problematiche di non poco conto, quindi è un territorio molto particolare, no? È ancora diverso da quella che è la realtà, diciamo, della terraferma, dove è più facile essere al limite trasportati nel luogo dove si può ricorrere alle cure, perché chiaramente Venezia e le isole ha una particolarità che non rende facile la vita a chi ha problemi. Bellissima per i turisti, ma per viverci da anziani è molto più problematico. Per esperienza anche lì conosco delle persone che abitano al terzo piano in un posto bellissimo che tutti invidiano, ma che sono prigionieri del loro terzo piano se non c'è qualcuno che gli porta a casa la spesa. Perché non ci sono ascensori. Sono soli, costringendo quindi magari i figli, i nipoti a peripezie, perché chiaramente, ripeto, Venezia è bella per viverci da turisti, ma non per accudire le persone anziane, quindi è un grosso problema. Mi viene da sorridere, perché da un lato si vuole combattere il fatto che è sempre più una città turistica, quindi si desertifica dal punto di vista dei residenti, senza tener conto che per i giovani è difficile da vivere, con quel che implica, per gli anziani è una città difficile a sua volta da vivere e impegnativa, se non ci sono servizi di immediato fruizione, perché utilizzo... Non ci sono vie di mezzo, vuoi per i giovani che non trovano una collocazione soddisfacente, e vuoi per gli anziani che non riescono più a viverci in maniera soddisfacente, decente, al limite della dignità, insomma, bene o male, perché questa è l'aspetto di tutta questa vicenda. Però nel tempo non si è pensato di fare investimenti, non si è tenuto conto dell'invecchiamento, perché le statistiche sono a disposizione di tutti. Ed è trend anche continuo e costante, perché va benissimo, per carità, perché è meglio riuscire ad arrivare all'età certo che però sì. bisogna vedere in che condizioni si riesce ad arrivare. Voi avete pensate di aprire un dialogo con le amministrazioni pubbliche? Certo, abbiamo predisposto una piattaforma per la contrattazione sociale da poter sottoporre a tutti i 44 comuni del territorio, e si era cominciato, adesso abbiamo predisposto questa piattaforma in via definitiva per poter congiuntamente anche a SPIA WILP
procedere appunto nella contrattazione con le singole amministrazioni, perché sono tutte molto diverse le une dalle altre, per sollecitare è un interesse anche dei sindaci e quindi degli amministratori locali fare in modo che ci sia un'accoglienza che possa essere decente per i loro anziani. Certo, non puntiamo ad avere una casa di riposo per ogni comune, ma però che ci siano le strutture adeguate per risolvere almeno i problemi di base, per indirizzare le persone senza che queste debbano in alcun modo fare il giro, diventare male quei mezzi di comunicazione che ci sono adesso. Bisogna essere esperti telematici per poter comunicare, gli anziani non sono così. Gli anziani, no, ma poi c'è bisogno del contatto fisico, insomma, esatto, va bene vedere via web, via Zoom, sì, va bene per i giovanissimi, ma fa perdere di vista la vita reale, il mondo reale. Gli anziani hanno bisogno, io l'ho visto nella mia esperienza appunto di recapito negli uffici, molto spesso vengono per fare una pratica, vanno via senza aver fatto la pratica, solo dopo aver fatto una chiacchierata, perché avevano solo bisogno di fare una chiacchierata con qualcuno, perché non hanno nessuno con cui sfogarsi, nessuno con cui poter parlare. Per le persone anziane il dialogo è importantissimo, restare soli, chiusi in casa tutto il giorno è un problema non di poco conto. Magari con la sola compagnia della televisione, che non è sicuramente lo strumento più educativo che possa esserci o che risolva dei problemi in qualche misura. Quindi anche il supporto da questo punto di vista. Io guardi, siamo giunti al termine, è stato interessantissimo fare questo spaccato di questa realtà territoriale strategica, peraltro per la nostra regione è molto importante, quindi auguriamo a Luigino Michelon, nuovo segretario per quel che riguarda Venezia, generale dell'FNP di Venezia, bocca al lupo, buon lavoro naturalmente, a tutta la sua squadra di segreteria, ricordiamo Marina Mulzer, Massimo Cassandro, che fanno parte un po' del vostro gruppo di lavoro, ma poi insieme a tutti gli altri collaboratori nel territorio. E con questo possiamo dire che ormai siete operativi. Chi di voi è del territorio veneziano, un territorio, abbiamo visto, quanti comuni sono, hai detto? 44 comuni, per cui sapete a chi rivolgervi a questo punto per fare, anche se non altro, segnalazioni che sono molto importanti, oppure per trovare possibili soluzioni ai vostri problemi. Il compito della nostra organizzazione è proprio quello. Gli anziani che sono presenti sul territorio sono quelli che hanno veramente il polso della situazione, perché essendo presenti, siamo presenti capillarmente su tutto il territorio della provincia con le nostre sedi e quindi abbiamo la possibilità di veramente recepire quelle che sono le necessità. Il nostro compito è quello di trasmetterle a chi ha e di rivendicarle a chi ha la capacità, la possibilità di decidere, sensibilizzando e di risolvere i problemi, perché altrimenti non serve il nostro lavoro. Grazie ancora veramente, grazie a voi di averci seguito, naturalmente rivedete poi in replica la puntata sul nostro sito, buon proseguimento.